3 gram or e mai in alpenair, 2 centimeter sot, ma bler da più co beclinöz. Ils morins, identità per pendervi dell'uraglia. In Engiadina, per esempio, a Sent. È precifitto questo relinzi. Ci passa da voi con tutto quello che sai, ma è fatto quindi, ci vengono precati in avanti. Per me Engiadina è ser morins, montagna di morins. Almai tanta passione era Rijeka in Croazia. Il moretto che lo portò sul mio orecchio è un moretto di famiglia. Non è una cosa che porto per vantarmi del gioiello, ma per vantarmi di questo significato, che appartengo a questa gente di mare, questa gente dell'Adriatico. Mes morinam sta cor, per mai el Engiadina pura. E per quai am duna da bonder co ce l'ha fatta far viadi, dall'Adria fin su pro las uraglias engiadinaisas. Morinzas puoi lasciar comodar ed ozindi ir comprar a quaira. Wir haben 2 Haupttypen. Wir haben solche mit einer Federkrone. Das sieht so aus. Und wir haben solche mit einem Turban. Das wäre dann so rund. Am meisten sehen wir einfach so die ganz einfachen Formen. So wie wir es jetzt hier haben. Hier sieht man schön von der Seite mit dem ein bisschen speziellen Verschluss. Das hat man früher noch so gehabt. Das war sehr sicher. Das hat man einmal angelegt und nicht mehr abgezogen. Ils morins sun in prima lingia storia e tradizione e qua in Engiadina in prima lingia. Per certa ora che ci sono arrivati qua s'unide il prim a Sent. A plaz pro una delle più veglie sentineras mengia dit mema eter e donnas da sia famiglia. Sent es un dat ils lös per morins, e qua da ci fare col caffè o mel da dit culs cafetiers engiadinais. Was cafés, just rein giusto. Ma grazie. Tu un cappuccino, no? Grazie, Sevi. Tante pure svegli sono diventato generazione. Precis, per qua ci piace mai. Ma strano cominciare con la tata. Ma a me sono appunto da mia nonna, mia nonna aveva da 6 genitori, da 6 babbi veramente. Da ci stiu a Schlina. E una da mia tata. E qua era la nonna da mia mamma e la sorella da mia mamma. Se non porta mes, o se bler. Ma era in da comprare morins, perché c'è la mamma da nonna, also da mia nonna. E aveva detto questi morins, che c'era durante in stuva, e pensava che des o se be, aveva se morins, domandava e non sapeva di giorno ci stufeva, e sono in a con la gioventù in Croazia. E ha comprato sves morins. E a mes morins na ciuv regalà, ma non stu già ozer, ma non sa in cura o da ci. E ana blerzel anti la masciatulla, e questo facciamo inventare o aramas morins, ma innova alla accomodare con scrocine, non è tema che perdes. Non c'è messo una salva. Intanto le giovani stanno un po' a caffè e mi mettere pronta da dire come in stuva ad approfondire la storia dels morins. Apposta per me dare un sguardo il spiegel. Carai, c'è questo tra un'ora che non sono più, perché c'è una più ora. Questo resta un beint. Un dice, mema etter dera pro sia nonna, aia quella dit? Guarda qua, e vedi questi morins. E questo si andata a te per nome, perché i morins para era la moda della scriertara ci c'ha il nome. Ed era mengia come nonna, e per cui ne sono questi morins.
dove c'è nasuni quest da mia nonna, noi allora dovrà. Il primo forza be per festas, e dopo noi mi senti lasciato. Cia Morins vegnan fats in Grigiun nuna tradizione. Ils prüms d'eren appunto gnüts importats ed insomma nu sia simpel dat ils construir ed impostüt e maiar. Die Herstellung ist heikel, weil es ein Haufen Schritte sind, wo jeder Schritt braucht recht viel Sorgfalt. Und jedes Mal kann ein bisschen etwas in die Hose gehen und dann ist eigentlich die ganze Arbeit dahin. Jedes Mal muss es perfekt sein. Un artisanadi ci vuol bler temp, però c'è la feccia or de rispet pel bain cultural. Ed pro lo reisa meinen il Stizis in Kroatien. Also die Morins, würde ich sagen, ist der Ursprung in Rijeka. Und die sind in Engadin gekommen mit den Auswanderern, die halt wieder zurückgekommen sind und das als Geschenk wahrscheinlich mitgebracht haben. Und dann ist das sehr beliebt gewesen. Und die Nachbarin und die Freundin hat halt auch so eins wählen. Und irgendwann ist das wahrscheinlich einfach so ein Must-have für Engadinerinnen, dass sie so Morins haben. Und so, würde ich sagen, ist es eben doch ein Teil Kulturgut von Engadin geworden. A plaz produna mema naia manaim per fotografias, da confirmandas. Ils morins conoscen divers co regal da confirmaziun. Ma quai non es adüna statuschea. Es a svezza morins? Nein, una vezza punta mia. No, qua era la liot veglia ci portiva morins, la liot tiufna. Non sai ci vessan porta morins. Più o meno avevano orellins, però qua erano piccoli orellins da mattinas. Aveva qua no. Mio nonno quinteva, zes bab, lavorava in Italia, a Venezia, e para aveva il manà qua per sia mamma. E mia nonna allora più tardi poteva avere questo, che ce l'ha quintà. E als Babs, als homens, ivan a lavoro in Venezia o in Italia e manevan questo regal per loro donnas. Regals dels randulins, appunto dels caffettiers, ma na lor sia qualci quinta. Per me sono importanti, non del valore, per me è importante delle storie. Ed è credo che sia per me cincia, Morins. Credo che sia qua. Al ciusce imparessa pucciascia che è del tutto perda, per cui impara che fece bene, tu Isabella ti interessi per questi ricerche, idee. Spero che tu hai scelto ora, sapere, veramente di ingiondere ci vengono. Resumain, nos morins disna derivessen di mena dalla Croazia, da Rijeka. Ma am domanda as lascia verificar quai eri las fontanas. La ricerca maina iles gazettas viglias. E cerc fiume il nom da Rijeka da d'unaiada curce la città tocchiva amo als da Habsburg. Ci leva neres una città usce grandiosa sco Venezia. Qua il calender latin, stizis engiadinaisa fiume a flüm, comprais una sezione dell'Union dels Gris fondata da d'un centiner. E i dà un cuders de morins dal Moretto Fiumano. C'è il Morinnia de Venezia aveva nome d'una dercè. Quist es il morin venezian, un propi de pumpa. E quist qua es bain un sconos, nabe un parent, un jamblin del morin. Ils engiadinais a fiume son stats caffettiers, l'ut lista de noms es lunga,
In lor cafés c'aveva l'aristocrazia la haute volée per verer e nirvis. Ant il Café Adria, fondada saria nom da Sent ed in blers otters pü. Una schurma di indicaziuns, da vias ed adresses c'è pil in cerca dal stizis engedinais a Fiume, Oz Rijeka, in Croazia. A Rijeka incontra a Teo De Canziani, historiker d'art, autor e svessa appassionato dels Morins, o co ci dicono qua in italiano Moretti, in croat Morcic. Precis qua erano più bot ils orais de Morins, ils moretisti, e beda spera ils cafés grigions. In loro onur deva la via Grigioni, e precis là Jainosa. Si può vedere una volta via dei Grigioni, è questa parte nella città che era dedicata ai primi caffè, quelli di 700, no? Era da una parte del muro. Qua però non è nulla più scoccidera. Questa parte di Città Vecchia che non esiste più. L'istorgia burrascusa da questa parte del mondo ha lasciato se stizis. Adesso un parcheggio, come si vede per questo emporio qua. E la via dei Grigioni? E la via dei Grigioni proprio passava così, andava qua e dove adesso si vede questo magazzino, una volta erano i caffettieri, cioè dei Grigioni, e per questo tutta la calle, tutta la via si chiamava Calle dei Grigioni. Dei Grigioni, non eri stato? Niente. No, purtroppo no, non si vede le tracce, perché neanche la tradizione, dopo la seconda guerra mondiale, la tradizione del caffè non era più così viva come prima della seconda guerra. Idees tot otter. Con la tradizione del caffè sono svanits ils cafés ingedinais da più bot, più ningiun stizi, dal Caffè Nazionale, Caffè Risorgimento, Caffè Adria, Caffè Grand. Nuts e svanits, scobler e blers qua a Fiume o Oz Rijeka. In frappac temp, dus guerras mondialas, guerras jugoslavas, una da vocelle srancunada tras la città, ja stradavent gliot, chasas, tradiziuns e perfin ils noms de las vias. Oz Rijeka una città croata, 145.000 abitantes ed abitanti. La grandezza de una iada contrastesce con l'Oz. La constante impara la lavur del port ed il mar. Ma ed ils Morins? Per amquintar da quais invida l'istoriker d'art in ses da casa. No discutain della derivanza del Morin, sen da victoria sur l'armada osmana, amulet contro il Sarazens o perfin roman, etrusc. Un'istorgia scevelia ci dà abbiamo leggendas, ma più ningiunas comprovas. In ses da casa aristocratic tegna Teo De Canziani in salv documents dal passà glorius dels Moretti da Fiume. Quels Moretti ci son stati una iada decorazione ultimativa per mince aristocrat in Europa. Allora potevano così ordinare un bracciale con più di 100 moretti, si poteva anche ordinare una cadena per orologio per un maschio, orologio da tasca, o si poteva ordinare un braccialetto, ma ci sono anche quelle cose che sono molto molto rare, non che li si ordinava ogni giorno,
erano dedicate proprio alla gente molto molto ricca, cioè alta borghesia o aristocrazia, che ha fatto praticamente questo rinascimento del moretto nella seconda metà dell'Ottocento. La firma gigante era la adressa, quella iada. Poi ci sono tante cose dove Moretto era usato come propaganda, perché era già pensato come una cosa, un simbolo di Fiume, un simbolo di questa città, e come molta gente lo sente anche oggi, è un tipo protettore, è un tipo simbolo e amuleto di quelli che sono fiumani. L'imperatura austriaca, Marianna, aveva fatto dall'Uralin Simple delle donne da pais un trend internazionale e qua con donzainas e donzainas da Morins. E qua, l'Uralin, cosa noti il cugnosciain? Precis nos. Pitchen e da moda il souvenir ideal per las engiadinaises in patria. Claire Charles Moretti tocan pro las preziosas dels decanzianis. E qua in abe da quei simples scoccianoti ils cugnosciani in Engiadina. Una croce molto bella, fatta con le teste dei Moretti, e un rubino, in questo caso. Nella scatola proprio del morettista gigante c'è una spilla con dei piccoli moretti tempestati dalle pietre preziose, diamanti in questo caso. Ci sono qua anche 2 orecchini a cestino con dei piccoli moretti. Allora, orecchini, di quali qua si può vedere moretti, come abbiamo visto alla Nostra Signora dalla Engadina. Appunto, precis, scomes, precis, sconos. Un segno di cultura, non solo di una regione, ma di tutto il Mediterraneo. Fino in Engadina. Ecco, fino all'Engadina. E questa cosa è curiosa, perché la gente comunica, la gente va, la gente viaggia, la gente si sposa, la gente regala, e questo scambio è bellissimo, perché uno pensa, ma come? Ma come uno viene in mente? Quando io ho ricevuto una email 3 mesi fa o 2 mesi fa, ciao, io sono, cioè c'è questi Morins in Engadina, e ho detto, ma guarda che sti Morins, se i nostri mori, cioè fiumani. Questo per me era una cosa bellissima. Signore Valentin Grebner. Novain discutà e discutà, da Engiadina e fiume, da distorges, ed dalla color naira da cui c'è, da cui Moretto o Morcic Peres e Morin per no. Di appartenenza. Per me questo gioiello non dimostra niente di brutto, sempre qualche cosa di bene, perché è una cosa che è diventata tradizione di varie culture, non solo cultura italiana, ma anche croata, slovena, cioè in Adriatico ci sono anche altri, no? Poi Mediterraneo e altro. Così penso che è una cosa diffusa così, è una cosa tradizionale che non è di ieri. Il mor dimena un motiv de rasada spö millenis, lunch avanti il rassism conternairs, aint il mond sur il mond mediterraneo ora. Ma co esa oz culs morcic a Rieca?
A Rieca portevan las donas dus ed ils homens in postup mariners un moretto. Per quest era lura glin d'or, lur banca mobile sciievan a perder ora sul mar. Per quai spera da chattar sul marcià da pescs personas 50 da lur morins. Lingua disquarida es croat, e per quai fa Teo De Canziani nabi da guida, ma da traductur per mai. Ci sono tanti pesci. Tanta pesce, tanta gente, tante signore con bei orecchini, però i moretti no. No, purtroppo no. Ho visto degli orecchini di ogni genere, ma moretti non ho visto, nonostante un gioiello tradizionale. Allora si vede che non è più di moda, no? Ma Beuschea non daina su passionats, ce noi ischen. Eccoci. Magari sul mercato? Ecco la signora. Signora! Oh, ecco la signora, ecco la signora. Scusa. Dobar dan. Mogu vas nešto pitati u vezi vaših morčića? Pa zato što volim ovaj kraj, volim rijeku, volim Grobnik, volim to i onda mi se zato sviđa Morčić i to je suvenir. Morčići, jeste li ih kupili ili naslijedili? Kupila sam ih. A. Kupila sam ih u Zlatarni. Ecco, la signora li ha comprati? Kako to da i mi imamo? Ali prekrasno je ovo, da, ništa nema neke velike razlike, jedino u kapi. Evo ga, dakle, kaže, dice la signora, non ci sono tante differenze. Sì, ecco. sì, appunto, e sono i nostri moretti, i morins. I meni, puno vam hvala. Morčić. Puno hvala. Pa, uglavnom u Rijeci nemaju ovakve morčiće. Ja sam to kupila u Neumu. A, ecco, ovo su novinarke iz švicarske televizije i oni imaju morčiće. Lo porta fiero, vedo. Gdje se god nađeš u svijetu, ko zna tu priču, reče si ti iz Rijeke, dečko. 100%. Surni con 15, quintelamo e di l'uraglia da spe ossa bot 40 ans. Si chiama fiume. A Teo De Canziani da rompatesta Charles Moretti, vesanda da vaira al gelassistic. Drago mi je. Ovo je gospođa iz Švicarske. Per quai am lesel mosar un sciazzi i la cattedrala da Rijeka. Hvala lijepa. Il decan ans maina su i la galleria dalla cattedrala. Qua posa la corona da processiuns per la statua da Maria. Dus jadas ad on ven la tutta or da sia vitrina. Ed ossa apposta per mai. Eccola, proprio in questa bellissima. Ella è ornata con la superbia da Rijeka. 199 moretti. Ma questa è testimonianza che i moretti non sono una espressione di qualcosa negativo, di positivo, perché a Madonna si mette qualcosa che ha un certo valore. Questo significa che i moretti sono vanno capiti come bene, sì. Qualche cosa positivo. Positivo, sì. Cioè una parte della identità di città, di Fiume. Non qualche cosa che è importato da chissà chi, sì. Ma proprio fiumano, sì. Ils moretti, e la cattedrala, per las vias, e las vitrinas, ils moretti sun da Rijeka e sun erozzamo qua. Preciso scea sco a Sent. E preciso scea sco a Fiume o Rijeka as facende la ronda da donnas con la domanda s'al morin sa famo col temp da doz. Die Mama, mas poi überhaupt portare mo morins, i precis dice morins. E non proprio stupidia. Per me c'è quasi altri ci sdascia portare, ci sdascia un omnaru scea, na saia, perché
Ciaccia quando in giù un pucciasci a nome in avanti morins. E una vez quando in gloria in don per in giù. Ma sono ormai pominci importar. E se hanno il nome morins, se tu indonesiava un nome hengerins nair, so che ci avrà un nome. Sarà la domanda, però mai non disturba se hanno nome morins, perché è penso che non umani sono tantuno se ne avanti non si vanno a differenziare da un uralin o altre robe. So porta un uralin o di una persona triste. Credo che questo è fare la differenza, per me. El un fier ciont, nos e mes morin. El una restanza antiquada da tempi passati, til riva lo reisa insomma mo da vender, in sia butia quaira. Das ist eigentlich selten eine grosse Frage. Manchmal ploppt es so kurz auf, oh, ist das ein Thema? Aber eigentlich tut sich das nach schnell erledigen, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt oder auch mal kurz darüber redet. Weil eigentlich eben der Grund, dass man einen Morin tragen will, ist ganz ein anderer. Das ist der, dass man die Verbundenheit mit Engadin zeigen will. Scha la fin es bun, es tot bun. Anna, un manca mo. Mema eter spereva su novas dalla provenienza da ses morins. Qua e porta anche un moretto. Benissimo. Vedo già un bellissimo moretto, questo è originale. Ma lo porta da voi? È questo da voi? Sì. Originale. È una signora di 90 anni. Brava. Più di 90 anni che li ha ricevuti dalla sua nonna. Questo è di sicuro è fiumano.